Buonasera a tutti, benvenuti. Quindi ci siamo spostati dalla sala consigliare e continuiamo con l'appuntamento qui al Teatro Mesina. Come dicevo, nell'evento organizzato dal distretto rurale, noi siamo inseriti in questo circuito con l'evento Le Parole di Grazia, abbiamo pensato di essere presenti come amministrazione comunale. Quindi un ringraziamento davvero agli uffici, a Simonetta, all'operatrice museale, a Silvia, che davvero hanno reso possibile questo importante appuntamento. Giovanni Vettori, protagonista di questo evento, con Grazia Incisa, che è un'opera d'arte davvero. Io mi reputo fortunata perché in un'occasione nel 2022, se non ricordo male, ne sono stata omaggiata, ma è veramente qualcosa di meraviglioso. Quindi grazie Giovanni, che non è mai mancato a tutti gli appuntamenti che noi abbiamo fatto da un punto di vista artistico, e quindi nelle diverse edizioni della Biennale di Incisione e anche nella 3 giorni di pittura che assieme al professor Giovanni Sanna e i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Mario Stironi di Sassari davvero hanno lietato quei 3 giorni dove davvero hanno prodotto delle opere meravigliose che noi custodiamo gelosamente. Abbiamo anche esposto nella sala giunta, nell'ufficio del sindaco, negli uffici degli impiegati, e quindi respiriamo arte a tutte le ore. Grazie Giovanni. Però voglio dire 2 cose, le ho scritte perché ritengo importante scriverle. Grazia Incisa è il titolo del meraviglioso libro di Giovanni Vettori e di tutti gli artisti che vi hanno collaborato. Ma nel libro non è incisa solo Grazia, ma il sentire, l'immaginario, il pensare, lo sperare, il vivere e persino il fantasticare di un intero popolo. È come se ci sia stato una condivisione transtorica di una occorrenza tra Grazia e gli artisti dell'incisione. La necessità inderogabile di fissare in una dimensione non temporale con la scrittura e con l'incisione momenti, luoghi, volti, sensazioni, esseri di un mondo nel quale sono nati e formati, con il quale non solo non vogliono perdere la coniugazione, ma sentono la necessità di coglierne gli aspetti universali e allargarne la condivisione, supplendo la caducità della memoria con la perennità dell'arte, della scrittura e dell'incisione. La farfalla, la foglia, il rame del sambuco, il caprone di Zio Pratte, Belfagor, Efis, escono temporaneamente dalla scrittura e posano per essere immortalati nell'incisione. Vi portano dentro tutti i valori e i vissuti dei quali li ha caricati Grazia. Non dimenticano niente, perché la condivisione deve essere completa. Tutto è estremamente prezioso e niente va perduto. Tutto questo sentire, tutte queste occorrenze sono state colte da Giovanni Vettori e assicurate nel suo libro Scrigno, che per la cura, il materiale, la composizione a mano e il numero limitato di copie fanno di esso stesso un elemento d'arte. Benvenuto a Orsai, patria dell'incisione, Giovanni Vettori. Quale altro paese, più che Orsai, può valorizzare un libro Scrigno dell'arte dell'incisione? Non solo perché Carmelo Floris è sommo artista dell'arte e di Orsai, ma anche perché, ripetendomi, Orsai è esso stessa un'incisione urbana nella meravigliosa terra ambientale che lo contiene. Un artista collettivo ha inciso in terra le nostre strade e le nostre case intorno ad un'incisione centrale più marcata, Zarzinamento. E allora, benvenuti a tutti dall'amministrazione comunale e da tutta la collettività orsaese.
Grazie e buon proseguimento. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo importantissimo e doveroso evento promosso dal Comune di Ozzari. Ringrazio personalmente la sindaca di avermi invitata, a Giovanni di avermi mostrato questo mondo che io ancora non conoscevo, e porto ovviamente i saluti da parte dell'Università di Sassari, nella quale io lavoro, e dell'Università di Nuoro, nella quale io lo stesso lavoro, da parte della docente Lucia Cardone, direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, e da parte della professoressa Donatella Carboni, che è la presidentessa del corso di Nuoro, che stiamo appunto inaugurando. Siamo qui grazie ad un evento bellissimo che ricorda la nostra Grazia Deledda del centenario del premio Nobel, ma siamo anche qui per rendere omaggio anche ad uno dei grandi artisti sardi, anzi, se mi permettete, orgogliosamente Poto Torresi, un po' dai, ecco, lo posso dire, che è il nostro giovane lettore, che ha dedicato a Grazia Deledda un'opera straordinaria, bellissima. Quando appunto mi è stato chiesto sia dalla sindaca che anche da Giovanni di parlare di questo evento, in questo evento ho accettato con grandissimo entusiasmo, mi sono sentita estremamente onorata perché io non mi ritengo un'esperta di Grazia Deledda, sono una studiosa e un'appassionata, cui ho dedicato la mia tesi dottorale, però ho voluto immediatamente approfondire le mie conoscenze con Giovanni per capire quale fosse il filo conduttore che unisse l'opera di Giovanni, dal titolo secondo me molto significativo, Grazia incisa, con la vita e l'opera di Grazia Deledda. Ed è stato proprio in quel momento, quando io ho conosciuto Giovanni nella sua casa, nel suo laboratorio, che mi è venuta in mente una delle frasi che qualche tempo fa, qualche anno fa, hanno acceso il mio interesse ancora di più per Grazia Deledda. Una frase che nel 1892 lei scrisse al suo primo mecenate, Angelo De Gubernatis, quando pronunciò una delle sue frasi più iconiche. Grazia Deledda disse: "Sento tutta la modernità della vita". Questa frase, secondo me, oggi, nel 2026, è più attuale che mai. Grazia Deledda la pronunciò nel 1892, quando era ancora giovane, molto giovane, con grande coraggio, dichiarò apertamente la sua intima vocazione. Più volte ostacolata, comunque lo sappiamo benissimo nel corso degli anni, ma soprattutto il suo essere al passo con i tempi, nonostante le difficoltà dell'ambiente che l'ha circondata, la sua terra, la Sardegna. La frase appunto di Grazia Deledda risale agli esodi della sua carriera, quando iniziò a inviare i suoi primi scritti, le sue prime opere, sia in prosa che in poesia, agli intellettuali del tempo, sperando comunque di ottenere il riconoscimento che anelava a riscontrare anche tra i suoi conterranei. Dichiaro così coraggiosamente quella che oggi potremmo definire un'incredibile capacità di cogliere lo spirito dei tempi nuovi, e in qualità comunque di giovane donna, affermando se stessa in una forte autonomia intellettuale, appunto considerando, ripeto, che fosse una giovane donna che scriveva in una Sardegna estremamente tradizionale e che doveva lottare, lo faceva ormai anche da tempo in memoria, contro quell'immagine stereotipata e stigmatizzata radicata nel tempo circa il basso livello culturale dei sardi e degli abitanti dell'isola. E ricordiamo che proprio Grazia Deledda noi per questo dobbiamo essere eternamente riconoscenti. Ma io quando parlo di Grazia Deledda chiedo sempre: chi era realmente Grazia Deledda? Chi era? E chi è oggi questo incredibile personaggio, questa donna unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura? Non posso descrivere, non posso dilungarmi molto su Grazia Deledda perché non basterebbe un giorno, neanche un anno forse per farlo, perché ci sarebbe davvero da dire tantissimo di questa donna straordinaria. Sappiamo benissimo che nacque a Nuoro nel 1871 e con la sua straordinaria attività culturale segna indubbiamente una svolta nella produzione letteraria femminile a cavallo tra i due secoli, quindi fine 800 inizi 900. Grazia aveva fondamentalmente un desiderio, che più che un desiderio era proprio una necessità, che era quella di raccontare la Sardegna, cioè quella terra che le scorreva nelle vene, e presentarla agli occhi del mondo per la prima volta, diciamo, in modo nuovo, cioè era la terra, lei la voleva presentare sotto il suo punto di vista, cioè il punto di vista di una persona, di una donna che la conosceva
benissimo, che poteva spogliarla di qualsiasi stereotipo o archetipo disgregante e chi voleva appunto ritrarla in tutta la sua essenza. Quindi la sua scrittura inizialmente proprio per questo arrivò a confondere un po' gli esperti dell'epoca, perché non riuscivano a collocarla in un movimento letterario, perché Grazia Deledda era diversa, era originale, e quindi si trovarono davanti a una donna che era realmente una psicologa, un'antropologa, una geografa, una profonda conoscitrice dell'isola. E per la prima volta appunto la Sardegna venne raccontata da una voce femminile, da occhi comunque vergini e profani, no? Perché infatti in quel momento storico che fosse una donna a parlare rompeva tutte le consuetudini letterarie del tempo, anche se si tiene in considerazione soprattutto che fosse autodidatta, quello non bisogna mai dimenticarlo. Quindi in un momento come questo, come quello che stiamo vivendo, in un momento comunque storico dove la lotta, diciamo, femminista è molto evidente, bisogna ricordare che Grazia Deledda comunque non scrisse per le donne in quel momento, ma scrisse principalmente per se stessa, per liberarsi comunque da quella stretta, no? Da quella prigione nella quale si sentiva oppressa, che era quella di una società che l'avrebbe condannata a essere la donna che occupava il posto che la società le aveva imposto, cioè quella di essere la moglie, una madre, quindi l'ombra di suo marito. A quel punto la lettura fu per Grazia Deledda della tana nella quale si rifugiò e la scrittura fu lo strumento per far sentire la sua voce, che ormai sinceramente era un vero e proprio grido. Infatti ricordiamo che a soli 15 anni mandò la sua prima pubblicazione, ebbe la fortuna di trovare Palmiro Madesani, prima di tutto Angelo De Gubernatis, che scoprì il talento di quella che veniva definita letteralmente poi in seguito una massaia che scriveva per diciamo puro talento, no? Però sempre una massaia, non era altro che quello. Ma Grazia Deledda si rese conto, dopo essere stata rifiutata, lo sappiamo, in primis dalla Sardegna, o comunque di non aver trovato un terreno fertile. E qua inizio anche un po' i nessi, no? Che ho trovato tra Giovanni e Grazia Deledda. Capì che per poter realizzare i suoi obiettivi e sentirsi finalmente libera di poter creare doveva necessariamente varcare i confini dell'isola. E quindi la svolta per Grazia Deledda fu quando conobbe Palmiro Madesani e nel 1900 appunto si trasferì a Roma. Roma quindi fu per Grazia Deledda quella porta verso il mondo che lei sperava di poter aprire molto prima, ma che alla fine in Sardegna non era stata aperta. E di conseguenza appena arrivò a Roma con grandissima curiosità fu accolta nei salotti intellettuali più importanti del tempo, iniziò a collaborare con gli artisti più importanti, da D'Annunzio a Di Amicis e anche il famoso Pirandello, di cui credo che sappiate la famosa lotta che c'era tra i due. Pirandello lo racconto sempre perché bisogna prendersi anche un po' di soddisfazione, no? Quando si studia Pirandello nelle scuole? Tantissimo, conosciamo, almeno i titoli li conosciamo. Quando si studia Grazia Deledda nelle scuole, noi conosciamo Cane al Vento e siamo convinti che Grazia Deledda abbiamo preso il premio Nobel per Cane al Vento. Il premio Nobel si prende per una traiettoria, non per un libro. Grazia Deledda è molto di più. Cane al Vento è sicuramente molto significativo, però con Pirandello c'era questa eterna lotta perché lui sognava, era in lista da molto più tempo di lei per prendere il premio Nobel e lei glielo soffiò. E Pirandello questo non lo sopportò, tanto è vero che a quei tempi la casa editrice Treves, che pubblicava anche a Grazia Deledda, gli rifiutò il titolo di un'opera teatrale e scrisse che si doveva intitolare inizialmente Suo marito. Ovviamente i riferimenti erano così chiari che uno dei personaggi si chiamava addirittura Grazio ed era una presa in giro del marito di Grazia Deledda, perché a quei tempi il marito lavorava per Grazia Deledda e lì era per quei tempi qualcosa di straordinario. Quando intervistarono Grazia Deledda, che nonostante la popolarità raggiunta rimaneva sempre schiva, sempre molto riservata, anche quando la invitarono al primo congresso femminista in Italia, lei dichiarò un'intervista del Mattino, disse adesso non mi rimane altro da fare che devo fare la femminista anche io. Cioè lei non era molto d'accordo su questo. Però le chiesero cosa ne pensa di Pirandello, di quello che stava dicendo, dell'opera. Lei rispose molto chiaramente, poverino, e guarda la situazione che c'è a casa. Lui aveva una
moglie che era schizofrenica, Pirandello l'avevano rinchiusa in un manicomio, quindi lei rispose semplicemente così e lui quindi la pubblicò in seguito all'opera, ma non con quel titolo. Quindi sicuramente Roma, ripetiamo, fu l'humus, il terreno più fertile per Grazia Deledda, che poi la portò appunto ad essere riconosciuta mondialmente e a ricevere il 10 dicembre del 1926, poi lei lo ritirò nel 27 il premio Nobel per la letteratura. E la presenza femminile nel mondo della letteratura fino a quel momento non era qualcosa di strano, non era desueto ma non era neanche comune. Però la donna in quel momento non era l'autrice dei romanzi, era il personaggio, non era mai il creatore, non era l'autore. Invece Grazia Deledda rivoluzionò da quel punto di vista, perché Grazia Deledda non usò mai uno pseudonimo, per esempio, non si nascose mai dietro uno pseudonimo, scrisse col suo nome, diciamo difendendo la sua posizione di donna, difendendo la sua posizione di letterata, e appunto non utilizzò altre nome per parlare di se stessa. Lo fece attraverso i suoi scritti, che sono senza dubbio autobiografici, anche se lei dichiarò in alcune occasioni no, assolutamente non sappiamo che sì, lo è. Ed ecco che la frase del principio, essendo tutta la modernità della vita, adesso risuona più che mai molto prepotentemente, perché Grazia Deledda è un ponte tra la tradizione e il mondo moderno. Lo vediamo in tutte le sue opere e oggi, nel 2026, siamo qua a parlare di Grazia Deledda grazie a Giovanni. Qual è il filo conduttore? Qual è quell'elemento che secondo me non è casuale tra Giovanni e Grazia Deledda? Giovanni ha avuto Torino come momento di svolta, che Grazia Deledda è di Roma. Grazia Deledda la scoprì Angelo De Gubernatis, non era sardo. Gianfranco Schiavino fu la persona che scoprì il talento straordinario di Giovanni. Quindi che cosa succede? Abbiamo qua davanti a noi un altro profeta in terra straniera come Grazia Deledda, prima apprezzato fuori, poi finalmente riconosciuto qua. Quindi noi adesso come sardi dobbiamo renderci conto, e io ho già avuto l'immenso piacere anche di conoscere il maestro Enrico Piras, che abbiamo degli artisti, dei personaggi in Sardegna che sono stranamente, incomprensibilmente sconosciuti ai più. Quindi il nostro compito anche attraverso questi bellissimi eventi, grazie a Deledda secondo me quest'anno diciamo che sta restituendo, sta dando alla Sardegna quello che voleva all'inizio, no? Ci sta permettendo di conoscere tutto questo. A me fa estremamente piacere, mi sento onorata di presentare un libro come quello di Giovanni, perché è un libro unico, è un libro d'arte fatto col cuore. Il titolo, ripeto, è particolarmente significativo perché Grazia è incisa, non è solo incisa nelle pagine, ma è incisa nella tradizione, nella cultura, nella memoria di tutti noi. E Giovanni insieme ai suoi colleghi, poi infatti passo a lui la parola e ci descriverà tutto, è riuscito ad imprimere realmente, a farci visualizzare grazie alle sue opere, perché in questo libro d'arte troviamo una serie di frammenti che sono stati scelti aleatoriamente, molto soggettivamente tra l'altro, no? In base a questi personaggi. Qui c'è qualcosa che mi lega personalmente a Giovanni, che è la scelta del frammento che a cui ha deciso di dichiarare di dedicare la xilografia, che è la madre, che è il mio libro del cuore. Per me non esiste niente, parte tutto da lì, dalla madre, che è un libro che vi raccomando comunque assolutamente di leggere. E l'immagine che vedete anche nella locandina è la madre di Giovanni. E il frammento poi ci spiegherà appunto Giovanni. Faccio una piccola parentesi anche. Siamo in un momento bellissimo nel quale c'è anche la grande fortuna di avere per la prima volta al cinema un bellissimo film di Peter Mascias interpretato da Irene Maiorino, da Laura Morante, non mi viene in mente in questo momento l'altra attrice straordinaria, che è Quasi Grazia, basato sul libro di Fovis. Io ho avuto l'onore di vederlo al Nuoro a dicembre scorso, quando c'è stata la premiere, ed è veramente eccezionale. Vi raccomando di andare a vederlo perché è stato un successo straordinario e racconta la Grazia Deledda nelle tre epoche, da quando arriva a Roma al premio Nobel e infine gli ultimi anni della sua vita. Ma adesso lascio la parola a Giovanni, che ci deve raccontare un po' come è nato questo libro e che cosa contiene, e quindi innanzitutto fai
complimenti no, di più, non saprei cosa dire perché veramente il piacere di toccarlo anche della sensazione della carta è incredibile. Grazie ancora a tutti, lascio la parola a Giovanni. Buonasera, intanto ringrazio Nadia per la bella presentazione, il bellissimo incontro con Enrico Piras e l'invito del sindaco Maria Maddalena Aus, che ringrazio veramente di cuore, e tutti i presenti. Allora, prima di iniziare a parlare del libro vorrei aprire una parentesi su quella che è la tecnica di stampa più antica al mondo. Ed è una cosa che io continuo a ripetere da 26 anni. La xilografia. La xilografia nasce 2000 anni prima di Cristo, in Cina e in Corea, dove venivano incise delle matrici lignee che riportavano motivi animali e floreali per stampare sui tessuti. Ha la sua espansione più grande con l'introduzione della carta scoperta dai cinesi e introdotta in Italia verso il 1240. Ma arriviamo a fine 800. Fine 800 è importante perché nascono proprio a fine 800 quelli che saranno i capo scuola in tutta Italia della xilografia: Carmelo Floris, Giuseppe Biasi, Mario De Vitale, Stanislas più avanti, Branco, Murone, Dozzo, Felice Melis Marini, Enrico Piras. Ecco, io allora, Grazia Deledda prende il premio Nobel nel 1926, muore nel 1936. Proprio nell'anno della data della sua morte, la regina Elena premia alla Biennale di Venezia, quando ancora si esponevano le incisioni, Mario De Vitale per un acquaforte e Stanislas per la xilografia. Negli anni 60, con l'introduzione della stampa offset, proprio in Sardegna, che doveva rimarcare il diritto a una tecnica che in Giappone e in America era venerata, l'abbiamo abbandonata perché ritenuta antica e inutile. Per introdurre che cosa? Perché i 10 anni che ho trascorso a Torino tutti mi dicevano: ma si continua a fare incisione in Sardegna? Certo, l'Accademia continua a fare incisione. Nessuno ne sentiva più parlare. Cioè i nomi di cui parlava erano sempre gli stessi. De Vitale, sì, Enrico Piras, che comunque a Torino ha un bel trascorso. Che cosa è successo nelle accademie? Cioè le accademie storiche, come quella albertina e quella veneziana, continuavano la loro tradizione di acquafruttisti. Nelle altre accademie hanno introdotto delle tecniche che di tecniche non ha niente, perché introducono questa coreografia. Io continuo a ripetere, una stupidaggine, una cosa da artatare che si può far fare ai bambini all'elementare, dove anziché insegnare la bellezza di questa disciplina, che è un elogio alla lentezza, hanno insegnato a costruire delle matrici incollando delle foglie, delle corde sui legni che poi venivano inchiostrati e stampati. Ma se tu insegni questi ragazzi, soprattutto nelle accademie, e gli dai la possibilità al ragazzo di ottenere un risultato in 5 ore, come fai poi a dirgli: fammi un mulino, fammi un acquaforte, fammi una ceramolle? Non lo faranno più. Se devono ai tempi avere tutto e in fretta. Arrivo al libro, ma prima voglio fare dei ringraziamenti ad Enrico. Perché? Perché grazie ad Enrico la Biennale di incisione ad Orsay è diventata un elogio in campo internazionale. Le biennali storiche, come quella di Acquiterme e Biella chiuso, Acquiterme e lì non ha più quella serietà. Oggi, proprio grazie alla Biennale di Orsay, la Sardegna ha nuovamente quella credibilità nel campo incisorio che gli stessi giovani, e qui ho 3 allievi presenti, con il loro talento si stanno facendo conoscere non solo in campo regionale, non solo in campo nazionale, ma in campo internazionale. Il libro. Allora, io durante gli anni trascorsi a Torino ho cominciato a frequentare un'elite di incisori. Francesco Casolati, Giacomo Soffiantino, Pino Mantovani,
Gianni Ferma e Gianfranco Schiavino. Gianfranco Schiavino è la persona che mi ha ripetutamente detto: tu devi fare lo xilografo. Lascia la punta secca, lascia la maniera nera, punta sulla xilografia. Quindi mi invita a Rivarolo, in via Gioco 10, dove lui aveva la fabbrica di Smens. Smens è la rivista di nuova xilografia, la rivista più importante al mondo. Quindi io vado lì, vedo questi testi composti tutti a caratteri mutui, da Schiavino e Gianni Ferma. Testi di Cardinal Ravasi, Luzzati, Federico Zeri, tutti scrivono a livello internazionale su questa rivista. Ma poi le matrici xilografiche, perché solo di xilografia si trattava, arrivavano dal Giappone, dall'America, dai paesi dell'Est, arrivavano un po' da tutto il mondo. Questa rivista, che sono arrivati sino all'11° numero, se Dio vuole il 12° e il 13° verranno stampati presso il mio laboratorio. Quindi per me vedere la realizzazione di questo libro ho detto: cavolo, chissà se mai riuscirò a produrre un libro del genere. Beh, a distanza di forse 15 anni viene fuori 8 mani, un'opera realizzata con 7 miei allievi. Per l'occasione viene Schiavino a presentarla, tra cui il sindaco Maria Maddalena Marus, che ringrazio. Dopo quest'opera qui Schiavino mi chiama e mi dice: perché non pensi a qualcosa per il laboratorio? Avete anche un premio Nobel. Ok, un libro. Quindi il primo viaggio, perché questo libro è stato ideato tra me, la professoressa Molla e Gianfranco Schiavino. Primo viaggio a Torino, perché bisognava capire come realizzare un libro come lo si realizzava 600 anni fa. Forse ne faccio meglio, come si realizzava 600 anni fa. Quindi vediamo un po' come doveva essere strutturato e via l'invito agli artisti. Volevo che questo libro fosse non regionale, ma neanche nazionale, internazionale. Quindi invito una serie di artisti, tra cui un'argentina, una lituana e una polacca, 4 torinesi, Nicolino Sirico dalla Sardegna, e do la possibilità agli allievi di poter realizzare questo libro. Il bello è che subito gli artisti stranieri mi mandano una parte estrapolata da un libro, il testo, accompagnata già dall'immagine. Quindi lì ho capito che fuori conoscono Grazia Deledda meglio di quanto la conosciamo noi. Cioè fuori Grazia Deledda è studiata come è studiato Dostoevskij, come è studiato Kafka, come D'Annunzio, come Dante. Vabbè, comunque alla fine, poi se volete, io ho qualche numero qua. Niente, scegliamo intanto una carta tedesca, una carta artigianale tedesca. Caratteri mobili, perché Schiavino mi ha detto: stai attento a una cosa, che Grazia Deledda non è una che si fa il caffè, è una che lo beve il caffè. Quindi bisogna stare attenti anche al fonte da scegliere. Garaldus, Aldo Navarrese, 1956. I testi, quindi, mi fanno conoscere Archivio Tipografico, una squadra stupenda di ragazzi giovani che a Torino prende in mano la vecchia tipografia Marchisio, che sicuramente Enrico conosce, una tipografia storica. Con gli strumenti questo gruppo di giovani comincia a stampare i libri come si facevano 600 anni fa. Quindi carta artigianale, caratteri Garaldus. Quindi ogni artista mi ha donato la matrice che doveva accompagnare il testo. Quindi Archivio Tipografico a Torino mi stampa i testi e io sulla pagina di fronte stampo la matrice originale. La rilegatura è stata fatta da uno dei rilegatori di Tallone, che è uno degli editori più importanti al mondo, forse il più importante al mondo. Sì, cucito a mano. Sì, è tutto cucito a mano. Porta un colophon, è stato stampato in 100 copie e questo libro qui è stato voluto fortemente dalla dottoressa Mussari e oggi è conservato alla Biblioteca Reale di Torino, perché di questi libri non ne fa più nessuno. Adesso stiamo preparando un nuovo libro che non vi posso svelare di che cosa si tratta, ma sarà un libro importante che porterà la Sardegna in campo internazionale.
Poco fa parlava della madre. Perché la madre? Perché parla di tutte le madri sacre, seguono i propri figli, soprattutto nell'età adolescenziale e non solo. Questa madre che comunque vuole scoprire dove il figlio va a sparire la notte, quindi una notte decide di seguirlo, vede dove entra, capisce che comunque è infedele rispetto a quella che è la sua missione e lo aspetta a casa. Lo aspetta a casa, lui entra e dice: ti ho seguito, so dove sei entrato. Mi sale, mentre leggevo il libro, mi sale l'immagine di mia mamma che quando rientravo dal ruscello, dal Nero, alle 6 del mattino, io dovevo aspettare che aveva l'auto perché ero minorenne e mia madre era lì in piedi che mi aspettava. Dove sei stato? E infatti questa è l'immagine di mia mamma che mi guardava. Questa è la... Sì, è la storia. No, la punizione era la campagna. La punizione era in campagna, però non era neanche una punizione perché a me andare in campagna piaceva. Quindi, e niente, volevo dire per concludere che allora a Porto Torres è stato inaugurato un laboratorio di incisione che è unico in Italia. A questo laboratorio sono stati donati dei pezzi storici, tra cui il primo torchio che è appartenuto a Don Giovanni Bosco. Oggi il laboratorio collabora con realtà internazionali, abbiamo ospitato Giappone, Argentina, Cina, Stati Uniti. Qual è la vera forza? Non solo del laboratorio, perché il laboratorio più biennale di Ozai, abbiamo anche Gabriella Loci da non dimenticare, perché quindi da Porto Torres al centro a Cagliari abbiamo veramente un'elite che riguarda l'incisione. Ozai può veramente diventare un'elite in campo internazionale. E come si vede spesso fuori, a volte in piccoli centri come Bagnacavallo, bisogna andarci per forza. Non deve essere New York, per carità, New York è New York, però non è New York, Roma, Milano, anche i piccoli centri fanno la differenza. E secondo me riusciremo con questo impegno proprio a tirarlo su, a fare nuovamente il centro dell'incisione e la Sanremo. E questo ci prego. Se volete fare qualche domanda... Oggi 3. Vabbè, vi assicuro che il prossimo libro No, non facciamo fatica a crederci. è una bomba orologeria. E sono tutti giovani, sono tutti giovani. Bisogna educare all'arte della lentezza. Sì, no, ma è bello questo, che c'è quello che si vede oggi. Ma se io dovessi dire, qui ho 3 allievi, se io dovessi dirgli la volete fare una coreografia, mi sputerebbero in faccia. Cioè non lo farebbero, perché loro hanno capito veramente la bellezza che c'è dietro una disciplina dove il tempo si blocca. Che è questa l'incisione, soprattutto in un periodo in cui tutti corrono, vogliono apparire, vogliono essere uno uguale all'altro e poi magari non riflettono su se stesso. L'incisione invece ti porta a riflettere su te stesso. In Giappone, se i giapponesi insegnano in prima elementare la xilografia, in prima elementare, perché aiuta il ragazzo, intanto gli mettono in mano gli strumenti, un coltello, bulino e sgoria. Non si sono mai fatti male e gli aiuta la concentrazione. Sembra qui che si deve mettere una sgoria, ma no, sta attento perché magari... Cioè lo insegnano. Non sarebbe male che ce li presenti lì. Sì, venite, allora Anastasia Columbo, Alice Batteri e Alessandro, venite. Questi sono 3 gioiellini. Appunto, eravamo... Anastasia la conosciamo? No, lo so, Anastasia. Salite. Oh, grazie a voi. Dovrei dire
Va bene, comodo. No, allora, io che ho scoperto l'incisione circa 5 anni fa ormai, io l'ho scoperta addirittura prima con Carmelo Floris, quindi diciamo che fa parte della mia vita da tanto tempo. Poi cerco di fare più stili artistici, però comunque diciamo che l'arte come la xilografia, la linografia o la bandiera nera anche, che ho scoperto appunto con i giapponesi quando sono venuti nel laboratorio dei giovani lettori, mi hanno aperto un mondo. Quindi sono molto contenta comunque. Cerchiamo di fare quello che possiamo fare. E non sono solo io, c'è anche qua la mia collega Alicia Patteri che è di una bravura immensa e quindi voglio dargli comunque la parola. Salve a tutti, io sono allieva del maestro, perché non lo chiamo professore ma per me è un maestro. Vengo da Iezzo e studio a Sassari, mi sono iscritta in accademia non sapendo niente, partendo da zero praticamente. Ho avuto modo di conoscere l'incisione al secondo anno, nel momento in cui lui era già docente e quindi mi ha fatto conoscere una disciplina fantastica. Ho iniziato con i metalli, poi ho conosciuto il legno e mi sono innamorata di questo materiale. Il momento in cui si incide è una sorta di meditazione, ecco. È come viaggiare un po' in un mondo parallelo. Non ci sono tempi, quando si incide non bisogna darsi tempi, bisogna avere tantissima pazienza e sapere sicuramente che la strada da fare è ancora molto lunga. Spero vivamente ne abbiamo parlato molte volte anche con il prof, e ovviamente uno dei suoi desideri è quello di vederci anche uscire fuori, conoscere anche altre realtà. Ovviamente detto questo, io vorrò essere riconosciuta come allieva del maestro Dettori per la parola. Buonasera a tutti, sono un po' colto dall'emozione, scusate. C'erano tante cose che si possono dire su e per professor Dettori e del mondo dell'incisione, ma mi piacerebbe soffermarmi proprio sul laboratorio. Sul laboratorio che il professor Dettori ci ha dato e continua a darci l'opportunità di frequentare, nonostante appunto i tempi che stiamo vivendo, i tempi che corrono sempre più veloci, in maniera anche meno palpabile. E quello che vorrei dire riguardo al laboratorio è il luogo che ho trovato, perché faccio a volte fatica a descriverlo, ma il senso veramente di comunità, ma non di comunità, di un luogo appunto dove ci si ritrova e si può fare quello che vuole, no, ma di un luogo dove la comunità la si può vivere, dove non c'è il sassarese, non c'è il portotorrese, c'è la Sardegna, c'è il mondo, c'è l'Italia, c'è tutto. E io questo l'ho potuto conoscere vivendo fuori, in Inghilterra, questo vivere insieme a tutti, e l'ho ritrovato non a Sassari, cioè prima a Sassari perché ho conosciuto il professor Dettori all'Accademia Belle Arti, ma l'ho conosciuto lì, in quel laboratorio, lì lo posso vivere, quindi colgo l'occasione da allievo di insomma allungare questo invito ad avvicinarsi a vedere questa realtà, a vederla e non solo, anche per chi avrà intenzione e piacere anche di cimentarsi in questa disciplina che è unica e soprattutto è nostra, facciamola
facciamola veramente di tutti, perché è per tutti e non è di pochi. E quindi di questo grazie al professor Dettori, grazie a tutti coloro che vivono l'incisione, continuano a crederci e fanno sì che si leghi a tutto, ma veramente a tutto il nostro mondo, anche a quello dei giovani, che è un mondo che sembra deve solo vivere di lavoro, invece vive anche del sapere, un sapere che deve essere tramandato. Quindi grazie nuovamente. Io volevo aggiungere solo un'ultima cosa, perché qua nel maestro Giovanni Dettori, nei suoi artisti, perché sono allievi ma sono artisti, hanno detto una cosa importantissima, perché sono molto modesti. A Porto Torres hanno creato la xilografia più grande al mondo, ce l'abbiamo noi a Porto Torres nel Palazzo del Marchese, dove sono stata io 2 settimane fa. Io da Porto Torres non la conoscevo neanche, mi sono ritrovata davanti a qualcosa di incredibile. Quindi noi abbiamo anche un'opera d'arte che è unica al mondo a Porto Torres, e la matrice, se non sbaglio, è nel tuo laboratorio, e anche una visita al laboratorio che è stata inclusa ormai permanentemente nel circuito di monumenti aperti. L'altro giorno anche Alice ci ha fatto vedere come si stampava proprio prendendo i caratteri con la pinzetta. Giovanni insegnava a tutti, i grandi, i bambini di tutte le età. Il laboratorio in quel momento era un mondo di persone che stavano scoprendo qualcosa. Poi il torchio di Don Bosco non è da vedere, non è da descrivere, è da vedere, però sono molto modesti e bisogna fare uscire fuori queste cose. Abbiamo maestri di fama mondiale da noi, quindi Tanto vedo io che sono abituato a scuola a passare tutti gli alunni, quindi il tempo è urlato. Allora, una cosa, incisione. La parola incisione, stampa, ma ci sono tante stampe che sono anche belle copertine, eccetera. La stampa originale, cosa è? A Parigi, negli anni 30, si è riunito un insieme di grandi cultori dell'incisione, eccetera, e hanno scritto queste parole. È da considerarsi stampa originale quella ottenuta da una matrice completamente ideata e incisa a mano dall'artista, ad esclusione di qualsiasi processo meccanico o fotomeccanico. Quindi non c'entra tutto la stampa dei giornali, delle cose, eccetera. Non c'entra quella, non sono stampe originali. Purtroppo molti pittori, anche di grande nome, di grande importanza, pur di guadagnare, hanno fatto dei disegni, li hanno fatti stampare in tipografia e li hanno numerati e firmati come se fossero stampe originali. Quelli sono pezzi di carta. Se fosse Einstein vorrebbe la firma, tanto per la firma è solo, il resto non vale niente. Allora deve essere completamente ottenuta da una matrice. La matrice può essere legno, può essere ferro, può essere zinco, può essere rame. Adesso ci sono dei materiali plastici bellissimi. Il legno è più duro da incidere. È ciò che si ottiene che vale. Ci può essere anche una matrice di linoleum oppure di plastica modernissima. L'incisione è bellissima quanto quelle incise sul legno. Questo proprio non vuol dire nulla, l'importante è che sia incisa, completamente ideato il soggetto, completamente incisa a mano dall'artista. Allora poi si stampa, può essere stampata a mano come faceva Candolo Flores, inchiostrava con un burro all'asta, poi metteva la carta sopra o la mano, oppure ci metteva sopra una cosa molto liscia, boom boom, ci metteva sopra il pugno e lui tant'è che molte copie venivano malamente, perché non aveva il torchio per la xilografia, perché ci vogliono 2 torchi diversi sia per l'acquaforte, quello della incisione su zinco, metallo, la calcografia, ci vuole il torchio calcografico, che è una lastra messa su un piano con la carta sopra
che passa attraverso due rulli che girano su se stessi e mandano la lascia da una parte all'altra, schiacciandola completamente. Mentre invece la stampa silografica si ottiene, c'era il famoso tirabozzo delle silografie, delle prove, delle tipografie, i tirabozzi, dove veramente la matrice, che allora era una matrice anche non tirata a mano, si intende, ma per provare la illustrazione di un giornale, c'era il tirabozzo e si inchiostrava con un rullo, si faceva passare con questo, che la matrice rimane ferma ed è un piano che passa sopra la carta e schiaccia sulla stampa silografica, eccetera, che è diverso invece da quello di quel calcografico, che è una lastra, un piano che si muove attraverso due rulli, che è diverso. Ecco, questo per dirvi che non è, come dicono a Sassari, buccia di gioco, insomma, la silografia e l'incisione, bisogna lavorarsela. L'incisione è, come diceva, mi aveva detto Mario De Micheli, il famoso critico d'arte milanese, ormai scomparso, una testa, diceva, l'incisione è l'elite dell'arte. Cioè, un'incisione così piccolina di Rembrandt vale quanto un quadro, 10 quadri di Picasso, artisticamente parlando. Poi se si tratta di soldi, questa è un'altra questione. Capite? È un'incisione, non dico di Rembrandt, di Van-State, piccoline così, una testa, insomma, capola fuori di un'incisione. Questo per mettere in chiaro che cos'è la silografia e cos'è l'acquaforte, la stampa calcografica, eccetera. Volevo mettere i puntini su dei... Una domanda? Sì, Giovanni. Sì. E anche ai tuoi alunni. Sì. Ecco, questo laboratorio di Porto Torre, così come avete presentato, qualche volta, qualche notizia che ho letto anche nella stampa, che cos'è? È un laboratorio tuo personale o è un luogo pubblico e dunque è una cosa, diciamo così, che appartiene alla comunità di Porto Torre? No, allora il laboratorio... Questa è la prima domanda, la seconda invece... Vabbè, te la faccio dopo. No. Faccio dopo. No, allora il laboratorio è... Allora, è il mio, il laboratorio. 2 anni fa è nata un'associazione. Io prima avevo un laboratorio molto piccolo che adesso è adibito alla realizzazione dei caratteri mobili, dove sarà Alice a gestirlo. Però io mi sedevo spesso, io arrivo da un mondo agropastorale e con mio padre tutte le sere stavamo seduti lì vicino al cancello, nel banchetto, e vedeva che comunque, anche se era un piccolo laboratorio, il primo, veniva tanta gente a trovarmi. E una sera mi ha detto, devi fare qualcosa per gli altri. Io l'ho fatto per gli altri. E lui non c'era più. Questo laboratorio quindi ci è aperto a tutti. Noi abbiamo dei ragazzi, cioè tutti si iscrivono, fanno una tessera che gli vale come assicurazione, una tessera annuale, e lì tutti possono cimentarsi con la tecnica dell'incisione. Abbiamo dei torchi, perché sono tanti i torchi che mi sono stati donati. Abbiamo dai 10 anni, l'ultima iscritta è una signora di 82 che viene, incide, inchiostra e stampa da sola. Noi abbiamo un sito dove postiamo le cose che facciamo. Dal 1° luglio avremo una studentessa, perché quel laboratorio lì è conosciutissimo in Spagna. Abbiamo una studentessa che viene a fare il tirocinio Erasmus e ha scelto quel laboratorio. E quindi di questo sono veramente orgoglioso, perché ho conosciuto... Cioè sono venuti 2 o 3 maestri più bravi al mondo di maniera nera, che è il corso che hanno fatto Anastasia, Alice e Alessandro da Tokyo, lui giapponese, e hanno scelto il laboratorio come prima esperienza italiana.
sono venuti da Buenos Aires, perché comunque la cosa bella è vedere i ragazzi, quello che diceva Alessandro, quello che dice Alice, Anastasia, cioè lì non c'è una competizione, i collaboratori lì siete tutti alla stessa altezza. Cioè lì chi vuole competere ha 2 ingressi, deve solo scegliere se uscire in uno o nell'altro. Perché lì quello bravo, perché ci sono i più bravi, certo, aiutano gli altri, ma senza far vedere che loro, cioè danno delle piccole indicazioni. Però lì siete tutti allo stesso livello, compreso me. Questo è il laboratorio. Qualcuno è già andato via dal laboratorio perché sicuramente questo stare allo stesso livello non gli è andato bene. Pazienza, buono via. Grazie. No. È un bel ricordo per tuo padre. Ho capito questo. Sì. L'altra domanda che ti volevo fare, ne approfitto, è partendo dal libro dedicato all'opera di Grazia, Sì. il quale hai costruito cercando collaboratori da tutto il mondo, la tua parte di interesse che ti ha motivato a lavorare in alcuni lavori, oltre a questa dedicata A Grazia alla Deledda, madre, all'opera della madre di Grazia Deledda, dove tu hai giocato la motivazione per rappresentare il Dio, il ritratto di tua madre. C'è qualche altro aspetto dell'opera di Deledda che ti ha motivato, ti ha spinto a produrre delle incisioni? Allora, io sì, la xilografia, perché associare immagine e parola, perché io ho sempre visto cioè viaggiare in parallelo le prose, le opere di Grazia Deledda con la xilografia sacra. Cioè raccontare, quando io sento parlare di Grazia Deledda da persone che la conoscono molto meglio di me perché la studiano e dice, cioè portano la Sardegna, qualcuno è venuto qui, Malgorzata Ciuomiz dalla Polonia, Marcella Miranda, e dice io dopo aver letto il libro, cioè qui rivivo le stesse esperienze, cioè vedo dei paesaggi, soprattutto venendo qui a Zai, che sembrano quelle fiabe che tanto descrive Grazia Deledda nei libri. Cioè porta i profumi, le sensazioni sarde al di fuori e permette a chi lo legge di sognare. La stessa cosa è la xilografia sarda. Io se guardo le xilografie sarde non c'è mai una persona che sorride, però è proprio un inno al lavoro di sacrificio, perché comunque gli xilografi si dedicano oltre alla parte femminile a quella maschile, ma quello che è il lavoro duro della miniera, della pesca, della pastorizia, si crea a volte sembra l'ho fatto io stesso, quindi quel amore e odio che si legge anche nei testi di Grazia Deledda, che poi è solo amore, perché non ci allontaniamo se non fare esperienza, confrontarci. Tutti a Torino mi hanno detto una cosa bellissima, compresi i siciliani che ho conosciuto. C'è il sardo, a differenza di altri, quando va fuori va per fare e lo fa bene. Ho conosciuto un signore di Orotelli che è uno dei migliori odontotecnici di Torino. Siccome c'era un Giovanni Dettori di Bitti, che è un grandissimo scrittore che è venuto a mancare adesso, poeta, e quindi questo, lui si chiama Batisio Pugello, fa l'odontotecnico in collina, è uno dei migliori a Torino, riconosciuto, perché lui da uno che costruiva il gambale ha studiato ed è andato a Torino e ha fatto carriera a Torino. È andata in galleria dove io ho esposto la prima volta, convinto di trovare, perché ha letto sulla stampa Giovanni Dettori e voleva incontrare il poeta. Quindi io vedo entrare questo signore e così ho detto, questo è sardo, cioè con la barba, cioè proprio qui aveva c'è il viso barbaricino. Lui si gira e fa, tu sei Giovanni Dettori? Sì, in realtà stavo cercando. Però si è presentato, mi aveva preso anche una collezione di stampe, era contentissimo e tutti mi hanno detto lì in galleria, lo conosciamo tutti, ecco perché vi parlano dei sardi che quando vanno fuori fanno per fare e fanno bene e lo raccontano senza perdere di vista quello che volevo dire, le radici sarde, ma non sono neanche quel tipo di sardo un po' antipatico che magari fa in Piemonte, c'è una cucina buonissima e sta lì a dire
ma noi in Sardegna abbiamo questo, cioè basta, no? Perché? No, perché quello poi te la fa anche odiare, cioè te la fa anche odiare. Invece uno fa e fa il suo offerto. Certo. Grazie. Prego. Allora, posso fare una domanda? Allora, prima una domanda tecnica, quale tipo di linna usate e poi se è possibile a questa piastra del sottorchio a comporre sia l'incisione sia il carattere mobile. La seconda è questa, ma ha fatto un'impressione abbastanza buona la figurazione della ozza, grazie a lei da che rugate che mariposa poi diventa uguale a sasata e la scanna arriva a terra. Ecco, è facile l'incisione a rendere l'idea del suo movimento, però in questa incisione appare il mio battapito proprio una riproduzione del suo movimento, cioè è saputo che mi ha attirato come, cioè mi ha dato l'impressione proprio della idea delle rughe zaozza e così e ponere poi pari schisasate. Ecco, quindi sul problema del suo movimento, canno incidite, le bolloponete, Sì. Allora, quella intanto è l'opera di Marcella Miranda che è argentina. Allora, i legni che usiamo, purtroppo adesso è difficile trovare legni buoni. Io ad esempio uso il ciliegio e il falegname che mi produce le mie matrici di Miana Sacro. Quindi quando lui magari fa qualche lavoro, qualche cucina, qualche sala che richiedono un legno buono, mi telefono e mi dice guarda mi sono avanzate 3 tavole. E dico quante matrici puoi fare 50x70? Una decina, fammele tutte. E ci incontriamo a Nuoro e a Nuoro viene lo scambio, cioè mi porta le matrici. Alice incide l'abete, anche perché si sono adattati anche a incidere i legni, quelli che ormai troviamo da Tecnomat, quindi Pioppo, abete, però ognuno sceglie il proprio, perché il bello del legno è che tutti i legni hanno una texture. Quella texture, ad esempio, se prendo il faggio è pieno a migliaia di microfratture. Quelle microfratture, se io inchiostro, non mi vengono coperte dall'inchiostro, mi rilasciano questi puntini bianchi che io posso sfruttare per avere un effetto pioggia. Quindi Alice sceglie l'abete perché l'abete ha queste, è morbido e duro, ha delle venature dure che se lei fa abbassare il legno, quello morbido, cioè fa con la carta abrasiva a levigare il legno morbido, si abbassa, gli rimangono in superficie le venature che poi le stesse venature le tiene per il suo mondo acquatico. sì, le inserisce nell'opera. Sì. E quindi le inserisce all'interno proprio dei suoi soggetti. E così sono tutti i legni. La cosa bella del legno è anche che, cioè quello che mi diceva Francesco Casorati, Scalvino, e soprattutto Verna, che Verna andare a trovarlo in montagna, lui ha una falegnameria, non sembra neanche lo studio di Nociloro. Lui dice i legni vanno ascoltati. Cioè il bello del legno è che va ascoltato, è proprio il suono, è il suono dell'inchiostrazione, c'è un processo che oltre che meccanico, diciamo, a livello manuale, c'è anche l'udito che entra in gioco. E questa è la bellezza del legno. Poi la rivista di cui stavo parlando, Smash, è una rivista che è proprio realizzata, io qui adesso non ho numeri. Simonetta, dov'è Simonetta? Simonetta. No, ce l'hai a casa. Smash. No, vabbè, comunque Smash è realizzata, è un lavoro molto, molto lungo, però è realizzata con composizioni a caratteri mobili e matrici nella stessa pagina. Quindi c'è proprio un lavoro perché comunque l'occhio deve percepire tutto in maniera molto omogenea e armoniosa. Perché l'immagine a volte è più pesante perché magari carica di neri rispetto magari a una piccola frase e quindi si tende a sbilanciare. Quindi questo è un lavoro che si impara facendo bottega. Poi riguardo al movimento, il movimento noi lo studiamo perché oggi l'incisione è movimento. Lo studiamo attraverso i segni perché per quanto possa sembrare rigida come disciplina
cioè il fatto di intagliare il legno, a volte con i segni o paralleli o addirittura creando le forme si dà il movimento che Marcella Miranda è riuscita a dare Nella foglia. nella foglia, sì, sì. È tutta una questione tecnica, perché la tecnica ci vuole. Però è anche un'esperienza plurisensoriale la Certo, foglia, perché sì, c'è il sì. tatto, Ma c'è c'è anche il fatto dell'inchiostro, la c'è carta. c'è l'udito, L'udito. Perché passare dalla scrittura che può descrivere il movimento e poi... No, realizzata. No, ma io sono d'accordo con il professor Piras, perché io ho sempre detto una cosa, cioè loro sono dei bravi disegnatori, però io sono del parere che uno deve disegnare, non, bisogna riempire i tappini col disegno, perché aiutano a sviluppare tante cose che poi riesci a mettere in pratica anche nell'incisione. Il disegno penso che sia una delle cose più importanti. No, perché a volte mi ricordo che andavo a vedere c'era un periodo che incidevano queste matrici, 2 o 3 matrici a colori, e la gente andava lì e faceva queste espressioni, ma non ne capiva niente. Ma poi chiedeva anche, perché io dico, chiedi a chi l'ha inciso che cosa ha voluto, lo chiedevi a lui, a chi faceva l'opera, e cosa ti rispondevano? No, libera interpretazione. Però è un valore questo. Sì, ma no, perché se poi, come diceva la professoressa, poi alla fine sono sensazioni, come diceva Battista, chiamale se vuoi le emozioni, però è così. No, io sono d'accordo. Insomma. Però molti seguivano delle correnti che erano tutte uguali. Cioè, un'emozione ti dà, però devi essere anche un po' originale. Lì invece la moda di allora, perché le gallerie, quelle serie, sicuramente Enrico le ha conosciute tutte a Torino, da Paolo Tonin, Masoero, Salamo, cioè poi lì avevano tanto di storico, andavano a ricercare l'artista, poi sono morte, hanno chiuso queste gallerie perché magari ai figli non interessava, perché diventava molto più difficile vendere. E sono subentrate queste gallerie, che cosa facevano? Magari piaceva il lavoro di Anastasia. Quindi ho chiamato Anastasia, guarda, devi lavorare per me per un anno, però al di fuori di me tu non puoi vendere. Tu lavori per me e produci quello che ti dico io. E magari ti faccio guadagnare anche 100.000 euro per dire. Però poi arriva Alice e dico, l'anno successivo, Alice è più interessante di Anastasia. Di Anastasia non mi rimane neanche il numero del taccuino, perché è così via via hanno distrutto un mercato. L'hanno distrutto. Ecco perché, ripeto, Olzari con la sua biennale, abbiamo un laboratorio a Porto Torres, c'è Casa Falconieri che è proiettata sul contemporaneo di Gabriella Luci, c'è la Sardegna, poi nuovamente riprendersi in mano quella che nel XX secolo l'ha resa importante in tutto il mondo. Adesso bisogna pensare alla quinta edizione della Biennale a Olzari. Signor futuro sindaco, se c'è qua, c'è ancora da legge. Io volevo aggiungere una cosa. Il microfono. Appunto, Sì, no, non mi sento. Sì, aumenta che non si sente. Avviciniamolo un po'. Dunque, a proposito di incisione, che l'incisione fino a una quindicina d'anni fa c'era un sacco di collezionisti di stampe originali, per tornare all'originale. A un certo punto io dagli anni 60, alla fine degli anni 60, sono stato incluso unico sardo, forse perché non conoscevo altri, ma unico sardo perché nella seconda metà del Novecento, guardate, in Sardegna, finito stare il Dessì, non c'erano più incisori, c'erano incisori momentanei così, che poi sono tutti passati nel mio studio. Corria, Principalle,
sono tutti, io ho le lastre ancora di questi, quindi non possono dire che non sono venuti da me. Però le hanno fatte perché io preparavo, sapevano preparare la lastra, l'acquaforte, gliele preparavano, lo girevano, poi io gli facevo i bagni acidi, eccetera, questi tutti i passaggi, vai, gliele stampavo e consegnavole tutte stampate. Però sono pochi. Trovate uno del secondo Novecento, che scudiamo Stanis De Sì, che poi è morto, mi pare, negli anni 80, e dagli anni 70 e poi una qualcosa di inciso. Non c'è un incisore in Sardegna che si sia dedicato completamente all'incisione. Non c'è. Verità ormai era passato, De Sì non c'era. Fatevi un nome che abbia inciso 536 lastre di acquaforte come le ho incise io, senza contare quelle le prove piccole, si vede a 7-8 non c'è. Per cui sono stato l'unico sardo ad essere incluso nel catalogo Prandi, che era il più grande commerciante di stampe d'Italia, di Reggio Emilia, che ogni anno faceva un catalogo grosso così, dove trovate tutto il fiore delle incisioni mondiali, non italiane, no, mondiali, da Goya, non so, ai grandi giapponesi, gli italiani, un catalogo grosso così. Io dagli anni, mi pare, se non sbaglio, 71, 72, sono stati inclusi tutti gli anni nel catalogo Prandi, che mi chiedeva, quando quest'anno mi telefonava il commendatore Dino Prandi, Piros, tipo, quante incisioni mi puoi mandare quest'anno? Quando doveva fare il catalogo. Ho detto, ho inciso 8 acquaforti, mandamole tutte 8, 2 coppie, giro di uno. Io stampavo, gliene mandavo 2 coppie, le metteva in catalogo, dopo Natale, perché li compravano per regalo, Natale, eccetera, telefono, 2 coppie del numero, altre 3 di quell'altra, eccetera. E tutto pagato per conto, certo, si prendeva la sua percentuale, chiaro, va bene, per quello santo. Allora, io tutti gli anni, questo, a un certo punto, fino a 15 anni fa, veniva questo fatto, sempre un po' meno. A un certo punto mi chiede 2 copie, 3 saldi, andiamo a fare solo 2 pagine delle tue incisioni. E perché cominciamo bene. E ho detto, ma che cosa è dovuto? Te lo dico io. Perché certi artisti hanno fatto le cosiddette litografie a colori, che c'erano i loro quadri, il quadro di Guttuso a colori, il riprodotto era bello, oppure un disegno, non proprio un quadro. Questi artisti, sapete cosa facevano? E qualcuno lo fa ancora purtroppo. Fanno un bel disegno a colori su un foglio di carta, lo mandano in tipografia e lo fanno stampare in 100 copie. Loro le firmavano e numeravano, come stampe originali, che erano originali, erano le copie di un loro disegno. Come una copia, come un'illustrazione di un libro, però numerate e firmate. La gente che acquistava anche per avere un certo capitale, perché quando si comprano le collezioni si pensa anche a quello per non buttare via i soldi, hanno incominciato a vedere la truffa e hanno abbandonato la stampa, compresa quella originale. Oggi il catalogo Prandi non esiste più perché non vendeva più nulla. Quindi questa biennale nostra serve anche a quello, mettere in audio la stampa originale, l'incisione, l'acquaforte, la scenografia, che è l'elite dell'arte, come la lettura. Quindi bisogna stare attenti alle litografie cosiddette. La litografia originale esiste, ma sapete come si fa una litografia a colori? Da 8 colori, come aveva fatto certi, litografia a 10 colori. Caro mio, bella cosa grande, incorniciata in un salotto, caspita, guarda, questa è di io sto facendo un nome a caso di tutto. Questa è di tutto, caspita, bella, c'è tutto il peso, sono tutti falsi. Sapete, per fare un'incisione a 4 colori cosa bisogna fare? La litografia, la litografia prima veniva fatta su pietra, era una pietra che arrivava
dai Balcani, perché non c'era in Italia, la pietra litografica, che era una pietra di altezza tipografica, deve avere quasi 12 cm, così larga, che bisognava trasportarla, una pietra, quindi una litografia ci voleva un rettangolo di pietra alto così, che può arrare che era due spessore con la carriera. Però per fare la cosa a colori, cosa veniva? Che bisognava prima farsi un disegno a colori. Per poterlo riprodurre in litografia originale bisognava separare le varie parti di quel disegno Colore per in quattro colore. parti, in 4 colori. Cioè questo è tutto ciò che è giallo, questo è tutto ciò che è verde, questo avviene per sovrapposizione di questi colori, questo è il nero e questo è il grigio. 4 colori. Il quinto si otteneva di solito per sovrapposizione del giallo con l'azzurro, che venivano i verdi. Quello si evitava perché nella matrice dove andava verde si faceva, nel foglio dove si erano separati i vari colori, si metteva il giallo e il verde, in modo che a quel punto risultasse per sovrapposizione azzurro. Ora, cioè giallo e azzurro perché risultasse verde. Quindi c'era la scomposizione del disegno nei vari colori. Si prendevano 4 di quelle pietre litografiche e con una matita litografica si disegnava in quella matrice solo quella parte che doveva andare in giallo, nell'altra solo quella parte che doveva andare in azzurro, e in quelle due anche quelle parti che dovevano risultare in verde, in una delle due, perché per sovrapposizione invece il verde e il giallo, l'azzurro veniva il verde, nell'altra solo il grigio e nell'altra ancora il nero. Si prendevano, si andava nella tipografia litografica, non nella stampa litografica, dal litografo, che erano specializzatissimi in litografia allora, erano pochi in Italia, erano famosi quelli di Roma, di Bologna, di Firenze, erano quella grande città soltanto. Si andava con questi lastroni, quindi inchiostravano prima tutte le macchine. Quante copie ne vuoi? 30 volte inchiostravano e stampavano 30 copie del giallo e lo lasciavano lì ad asciugare. Perché in quei fogli non si poteva subito stampare l'altro colore, perché erano ancora, l'inchiostro era ancora fresco, per cui passandoci sopra un'altra cosa si attaccava quello di prima all'altro, invece dovevano asciugare. Quindi dopo tutti quelli perdevano la seconda lastra, inchiostravano e stampavano su quegli stessi fogli a perfetto registro, cioè nel senso che se io avevo fatto 2 linee dovevano essere vicine, una gialla e una blu, dovevano essere perfettamente combacianti, non potevano essere sovrapposte, oppure dovevano essere sovrapposte per ottenere il verde, la borraccia. Lasciate asciugare ancora la seconda stampa. Il giorno dopo 2 giorni, la stampa dell'altra matrice, il terzo colore, e così via fino al quarto. Per sovrapposizione veniva fuori il disegno dell'artista. Pensate che lavoro. Per fortuna questa lastra di pietra fu sostituita con grande, chissà come l'hai pensato questo, da un pezzo di zinco granito, così dice, si prendeva lo zinco e si graniva, cioè si mandava in una macchina che gli faceva piovere sopra della sabbia, una specie di sabbiatura, per cui rendeva la superficie di una parte dello zinco che assorbiva l'acqua. E si giocava, come si giocava anche nella pietra, poi vi spiego, litografica. Se vi sto annoiando, alzate la mano. Questa è la tecnica litografica che pochi conoscono. Allora, questo zinco granito aveva le stesse proprietà di questa lastra di pietra, guardate, questo zinco granito. E cioè, però ci voleva sempre una lastra di zinco per ogni colore. Per ogni colore.
semplice era quella a un colore in nero, ma tanto voleva fare una bella stilografia, quindi dicevo, solo che la litografia permetteva cose grandi così, senza pensare a quella grande che c'è a Torres, che è quella supera tutti, ed era più facile perché era una lastra in nero, va bene, veniva bella lo stesso, una litografia in nero, un bel disegno è bello. Ora, avviene così. Si disegna con una matita litografica, poi c'è la non preparazione, si chiama preparazione della lastra, si mette sopra una cosa che si chiama litofina, si chiama, che fa sì che quella dove è passata la matita si attacchi alla lastra e renda insensibile all'acqua quelle parti, cioè rimanga grassa la parte dove è passata la matita. Cioè quando voi ponete in una lastra di olio con l'olio dell'acqua, sa se cambia, sa che va a destra e non rimane sopra l'olio. Così avveniva in questa lastra litografica. Bagnando la lastra, l'acqua, la lastra assorbiva dove non c'era la matita, l'acqua. Allora, il litografo prendeva l'inchiostro che era oleoso a base d'olio, chiamiamolo, si inchiostra, passando la lastra inchiostrata di questo materiale grasso, di colore rosso, verde a seconda della lastra, passandola sopra, dopo aver prima bagnato bene la lastra, cosa avveniva? Dove c'era l'acqua non si attaccava l'inchiostro, si attaccava soltanto nelle parti disegnate, perché erano lì d'olio, attiravano il grasso, dove c'era la matita. Dove non c'era la matita, più di samba e in cui niente. Infatti è bello perché... È bellissimo. Allora, mettendo la lastra, passando sopra il pettine, si chiama così, il pettine che passa così sulla lastra, si sollevava la carta e l'inchiostro era solo dove c'era la matita litografica, l'inchiostro che si era attaccato al disegno, escludendo tutte le altre parti dove c'era l'acqua non si era attaccato. Poi si passava agli altri colori, piano piano, sempre aspettando che asciugasse, perché sennò passando da una lato si appiccicava. Questa è la litografia, che è difficilissima, difficile, per cui la litografia originale era per certi pittori, che in un quadro se lo vendevano poi a 3 milioni l'uno il giorno dopo, però era facile, siccome vendere un quadro a 3 milioni era difficile. Allora molti hanno fatto questo trucco per la litografia stampata in tipografia firmate a 300.000 lire l'una, le vendevano a un certo punto da gente che le stabilizzavano, purtroppo sono fidati più se fosse originale o non originale, perché è difficilissimo riconoscere una litografia originale da una stampa tipografica o anche litografica ma fatta a macchina. È difficilissimo e ci vuole l'occhio molto esperto e si vede guardandola quando i colori c'è una certa sfalsatura da un colore all'altro, allora può essere che sia originale, quando è bella, perfetta, perché quella originale è difficilissimo fare tracciare perfettamente in quel punto due colori, è difficile. Quindi ci vuole l'occhio esperto, siccome l'occhio esperto ce l'aveva dei pochi. Hanno abbandonato purtroppo l'incisione, compresa la litografia, compresa l'incisione, la fa forte la silografia. Allora, grazie davvero, è stato molto interessante, quindi grazie ai lettori per aver presentato Grazia Incisa Rozzai, grazie alla professoressa Nadia Lamantia, della Scienza Universitaria dello Scienze Umanistiche di Sassari, al nostro concittadino Enrico Piras. Grazie ai ragazzi presenti che davvero sono
con il loro invito a far sì che davvero non muoia l'incisione, ma che, come diceva Giovanni, ci auguriamo che sia quel momento, no, che porti in auge davvero in collaborazione con... No. Sì, ci credo anch'io e non sono un artista, però ci credo e ci credo veramente tanto. Quindi credo che tra un connubio tra Olzai, come dicevi tu, il centro, Sassari e Cagliari, davvero possa diventare, come dire, il punto di riferimento con la Sardegna per l'incisione. Niente, abbiamo concluso la nostra serata. Vi invito tutti a un momento conviviale su all'Istituto Mesina e stiamo ancora assieme. Va bene, vi aspetto tutti su e non andate via. Grazie. Ringraziare anche tutti voi che sono composto che ha permesso che ci fosse la diretta per questo evento. Grazie Luciano.